Quello di cui andiamo a parlare quest'oggi è il nuraghe Sant'Antile di Torralba. Conosciuto sin dal 1800 grazie ad alcune stampe dell'epoca, il nuraghe Sant'Antile fu indagato solamente nel 1935 per volontà del soprintendente Antonio Taramelli, con l'intento di liberare tutti gli ambienti e permettere l'accesso ad ogni piano. Il nucleo originario è costituito dalla torre centrale, che mostra una sala circolare dove le nicchie classiche sono state trasformate in accessi per il corridoio anulare che vi gira attorno. La peculiarità della sala sta nella finestrella di scarico dell'ingresso. Lavorata fino ad assumere la forma di una testa bovina, proietta nella camera un fascio di luce che ricorda una protome. Questo fascio attraversa poi un mezzanino, ovvero un locale ristretto tra un livello e quello superiore, cupolato sopra l'ingresso. Passa attraverso la finestrella, sempre sagomata della nicchia inferiore, dalla parte opposta della sala, e raggiunge il corridoio circolare proiettando ancora la testa bovina. La camera è chiusa da una bella volta ad ogiva e ospita nel corridoio anulare un pozzo. La sua destinazione d'uso è cultuale, per via della raffigurazione taurina legata al culto della dea madre. Il corridoio presenta una rampa che percorre in senso orario la torre, andando a finire nel primo piano, dove il perimetro circolare della sala è quasi totalmente costituito da un sedile bancone. L'unica parte libera dal bancone presenta una profonda nicchia nella parete, dove tra i macigni i costruttori hanno ricavato una feritoia di forma bovina. Anche in questo livello l'ingresso presenta una finestrella di scarico sagomata a testa di bue, decentrata rispetto all'ingresso sottostante. Anche qui si riproduce lo stesso effetto del piano terra, ossia dalla finestrella penetra un fascio di luce che si proietta nella nicchia. Pare verosimile inquadrare la sala del primo piano come luogo di riunione tra i notabili della comunità e il capo, come avveniva nella capanna delle riunioni del nuraghe Palmavera di Alghero. La scala, sempre in senso orario, risale al secondo piano, dove il paramento murario indica la presenza di una terza camera voltata ad ogiva. Attorno alla torre arcaica vennero costruite 3 torri, orientate la prima a nord-nord-ovest, la seconda a sud-est e la terza a sud-ovest, e vennero poi assemblate a costituire un mastio accorpandole alla torre centrale. La cortina muraria del mastio presenta delle feritoie molto basse lungo tutto il perimetro. Le 3 torri sono raggiungibili attraverso un corridoio di taglio ogivale che corre lungo il perimetro del mastio. Partendo dalla torre sud-ovest si raggiunge la torre nord-nord-ovest che presenta un pozzo al suo interno. Il percorso regolare vede un corridoio di taglio ogivale che raggiunge la torre sud-est, mentre una postierla, ovvero un corridoio segreto, permette di bypassare la torre nord-nord-ovest e giungere alle spalle del pozzo o saltare direttamente al corridoio verso la torre sud-est. Di fronte al mastio, tramite lo sviluppo di un rifascio, venne creato un cortile che ospita un terzo pozzo e che vede gli accessi a 2 scalinate che conducono al secondo livello. Il camminamento del primo piano è preciso a quello del piano terra, con sezione ogivale, feritoie verso l'esterno e tangente alle torri sud-ovest, nord-nord-ovest, sud-est, ma non presenta accesso a un livello superiore, segno che il bastione si elevava solo per 2 livelli, mentre la torre centrale stava per almeno 3 piani. L'intorno del nuraghe è costituito dal villaggio, dove non può mancare una rotonda, ovvero un ambiente circolare a uso termale posto quasi di fronte all'ingresso al bastione, probabilmente utilizzato dai notabili della società e dal capo prima degli incontri formali o delle cerimonie, come testimoniata da un'usanza ben precisa comune nei popoli del mare.